Rino Ciofalo è il direttore artistico di questa iniziativa Bentornato Emigrante a Porto Empedocle dal 26 di luglio al 13 d'agosto. Intanto di cosa si tratta? Bentornato Emigrato è un'iniziativa speciale dedicata a coloro che hanno dovuto lasciare la propria terra nativa per cercare opportunità di lavoro, di studio all'estero o comunque al nord Italia. E celebra e accoglie, diciamo, questi figli che decidono di tornare a trascorrere le proprie vacanze nella loro amata Porto Empedocle. Ecco, che cosa avete preparato in questi giorni? Ecco, diciamo che Bentornato Emigrato proprio per questi figli ha predisposto una serie di iniziative che vanno a visite guidate dalla città, a mostre fotografiche, serate di musica, momenti di riflessione sul tema dell'emigrazione che coinvolgeranno comunque tutta la comunità empedoclina, oltre che a momenti di svago, di divertimento e di sport dedicati ai più piccoli. Ecco, dunque un calendario ricco in vista anche di questa calda estate qui a Porto Empedocle. Certo, direi che la finalità progettuale di Bentornato Emigrato vuole essere vuole celebrare e vuole creare questo forte, vuole sancire questo forte legame tra la comunità empedoclina e i suoi figli sparsi per il mondo. Quindi per dare questo benvenuto, questo senso di accoglienza e questo senso proprio di radici ben ramificate proprio nella propria città d'origine. Ecco, Rino Ciofalo, diamo qualche indicazione. Le iniziative si terranno in piazza Kennedy? Sì, allora già a partire dal 26, da mercoledì 26, abbiamo questa grande festa, questo spettacolo, che è uno spettacolo di benvenuto aperto a tutti quanti, quindi uno spettacolo che si incastonato tra musica, spettacolo, gruppi folcloristici, quindi tradizioni musicali, nonché dei report su Porto Empedocle per far conoscere bene quella che è la propria storia, quelle che sono le proprie radici, attraverso questo report molto bello creato da Salvatore Marullo, oltre a momenti poi di danza, momenti di sfilate di moda e il recital finale di Rino Ciofalo. E poi una chicca, permettimi se lo dico, in occasione di questo progetto Rino Ciofalo, cantautore empedoclino, scrittore e quant'altro, ha scritto e musicato una canzone inno di tutto il progetto che si intitola Marinisi in the World. Quindi in questa prima del 26 di luglio in piazza Kennedy tutti gli amici e tutta la comunità e i nostri immigrati potranno ascoltare per la prima volta Marinisi in the World. Nuccia Grassonelli è la presidente dell'associazione culturale Madame Gra di Porto Empedocle e anche voi con la vostra associazione avete dato un contributo importante a questa iniziativa Bentornato Emigrante. In che modo? Sì, intanto abbiamo deciso noi come associazione culturale di aderire ed accogliere quindi l'invito che ci è stato esteso dal direttore Rino Ciofalo. Ovviamente, essendo l'associazione un insieme di reti, di relazioni tra le parti, cerchiamo di contribuire in vario modo. Intanto abbiamo creato una sorta di mostra su Porto Empedocle, sul tempo che fu, insomma, un'esposizione di pupi siculi che esporremo presso la Torre Carlo V al primo piano. Inoltre abbiamo creato una proiezione sempre sulla nostra cittadina marinara che si terrà in piazza Kennedy sempre la sera del 26 luglio. Sono insomma iniziative importanti. Il termine bentornato migrante, così come ha già detto Rino, tende quindi a rivalutare la persona del migrante. In che senso? Al di là delle varie motivazioni che abbiano spinto un migrante a spostarsi, il nostro obiettivo in questo caso è far rivivere loro un po' ciò che è stato, anche attraverso la degustazione ad esempio di un gelato. In qualunque modo cerchiamo insomma di capire che cosa spinga il migrante a ritornare nella loro terra d'origine, al di là delle difficoltà che si siano incontrate,
come dire, gli impatti con la terra di arrivo e poi il desiderio di ritornare in quella di origine. Ecco, diciamo che vogliamo trasmettere queste dimensioni emozionali all'agenda. A tal proposito abbiamo dato vita anche ad una sorta di gazebo presso il quale il migrante, volontariamente ovviamente, su base volontaria, potrà un po' come dire, spiegare ciò che la propria esperienza, quello che è stato, come dire, le difficoltà che ha incontrato nella terra, diciamo, di approdo, come ho detto poco fa. E insomma, speriamo di poter coinvolgere un po' tutte le parti interessate.